Una ricetta in meno di un minuto. Quella cucinava insieme ad Andrea, zucchinetta tonda farcita, volete sapere con cosa? E allora, Amonin in cucina. Bene bene le nostre zucchine, le priviamo della parte superiore che useremo poi come tappo. Col cucchiaino svuotiamo l'interno in questo modo, insomma un'operazione abbastanza semplice. L'interno lo sminuzziamo grossolanamente al coltello, cubettiamo della pancetta affumicata e tagliamo nica la cipolla. Cubettiamo anche del caciocavallo fresco, nel frattempo sbollentiamo per 3-4 minuti le zucchine svuotate e le blocchiamo in acqua e ghiaccio, mi raccomando. Un soffritto di cipolla, di pancetta affumicata e un po' di ventuccia per dare del profumo e poi l'interno della zucchina, un paio di minuti ed è pronto, possiamo adesso farcire. Sale e pepe nelle nostre zucchine, alterniamo condimento e formaggio caciocavallo, definiremo il tutto con una passata di pomodoro, altro caciocavallo fresco e poi una bella sprovulazzata di parmigiano, cascavallo, pecorino. L'importante è che lo facete gratinare perché così potete dire bella madre.